Realizzare questa bellissima caprese, guardate questo video. Allora, la ricetta per la torta caprese è una dose per un ruoto da massimo 30-32 cm. Se la fate più larga vi viene più bassa ovviamente e verrà circa 1,5 kg totale. Abbiamo mezzo chilo di mandorle con la pelle, a farina la faremo, 250 g di burro o margarina, non olio, 250 g di zucchero, 8 uova grandi separate, 75 g di cacao amaro in polvere, 8 g di lievito per dolci in polvere, 50 g di gocce di cioccolato fondente. Aromi abbiamo vaniglia, mandorla amara, rum e 20 g di liquore al rum facoltativo ovviamente. Allora, la prima cosa che andiamo a fare ovviamente è frullare le mandorle a farina in un buon mixer o frullatore, quello che avete, e li portiamo a farina, proprio farina sottile, non con pezzi di mandorla che si sentono in bocca. Ecco qua, in questo modo adesso con l'aiuto di una planetaria o un frustino a mano andiamo a montare il burro, inseriamo lo zucchero, con l'aiuto, vedete, mettiamo la frusta e montiamo il tutto a crema. Adesso inseriamo anche i tuorli, dopo che burro e zucchero sono un po' mescolati, inseriamo tutti i tuorli in questo modo e montiamo come una classica crema al burro finché non diventa ben spumosa. Ovviamente aumentiamo la marcia se abbiamo una bella planetaria come questa, subito facciamo ovviamente. Se lo facciamo con il frustino a mano ovviamente ci vorrà molto più tempo. Nel frattempo montano i tuorli, zucchero e burro, andiamo a setacciare il cacao e se avete usato lievito in polvere per una sicurezza proprio della riuscita del dolce, in effetti non ci vorrebbe il lievito in polvere, però se lo usate è sicuro che il dolce ovviamente cresce e lievita nel forno. Quindi andiamo a unire il tutto, polveri, andiamo a inserire anche in questo composto di mandorle polveri, inseriamo le gocce di cioccolato che sono sempre facoltative. Nel frattempo vediamo che il burro è diventato veramente ben bello montato a crema. Andiamo a togliere il tutto e mettiamo in un recipiente. In questo modo faccio vedere come è la consistenza del burro montato con i tuorli, uno spettacolo. Ovviamente questo grazie anche a una buona planetaria, vi dico la verità. Se lo fate con frustino a mano magari ci vuole un sacco di tempo. Fatto ciò vado a pulire, ovviamente a lavare la planetaria, altrimenti gli albumi non monteranno. Andiamo a montare gli albumi a neve ferma. In questo modo aumentiamo ovviamente la marcia della planetaria. Se lo fate un frustino a mano ovviamente vi ricordo che devono essere ben montati, altrimenti il dolce non riuscirà. Andiamo a inserire le restanti polveri di vaniglia, lievito per dolci come vi dicevo che è facoltativo per una buona riuscita. Inseriamo anche gli aromi, mandorla amara, aroma rum e anche i 20 g di rum assoluto, che sono ottimi in questa caprese perché sa di rum originale, quindi ha un bellissimo aroma. Gli albumi, vedete, devono essere montati in questo modo, non esageratamente, altrimenti perdono la loro funzione. Adesso con il composto e le polveri, in questo modo inseriamo l'albume nel composto di burro e zucchero, lo uniamo in 2 riprese, inseriamo prima una parte, poi inseriamo la seconda parte fino al totale del composto. In questo modo andiamo ad alleggerire il composto con l'albume ovviamente separato. Fatto ciò, fatta questa operazione, possiamo inserire anche le polveri. Vedete come è spumoso il composto. Andiamo a inserire le polveri in 2 o 3 riprese
sempre piano, ovviamente il video è velocizzato, voi fate sempre dall'alto verso il basso piano, in modo tale che il composto non si smonti del tutto. È normale che va un po' a collassare, perché ovviamente il montaggio si va a chiudere, diciamo, con le polveri, e voilà, diventerà un impasto spumosissimo. Vado a imburrare una teglia classica, quella che abbiamo in tutte le case, di pastiera. Voi potete usare qualsiasi ruoto, ovviamente, la potete fare anche più larga di questa, di 32-34 cm. Vado a infarinare, la potete fare anche più larga, come vi dicevo, però non viene alta, ovviamente è soffice, che si manterrà anche per 2-3 giorni di morbidezza, come questa. Nel frattempo inseriamo il composto nella teglia, mettiamo il forno a temperatura indicata nella ricetta e inseriamo il tutto. Guardate che spettacolo! Il composto ben spumoso, già è buono mangiarlo così, sono tante persone che lo mangiano in questo modo. Fatto ciò, vado a livellare. Vi ricordo che ci sono quasi 2 dita di abbondanza tra ruoto e composto. Vado a infornare alla temperatura indicata a forno statico. Forno statico, vi ricordo che la temperatura massimo 170-175 gradi. Dopo i minuti che ho indicato, che sarebbero 45-50 minuti, la nostra caprese è pronta. Potete fare anche la prova con uno stuzzichino. Dopo il raffreddamento di almeno 2 ore vado a sformare la caprese e vado a cospargere il zucchero a velo, il suo classico, ovviamente. E dopo fatto questa operazione, ovviamente io non potevo che un po' complicare la situazione, vado a scrivere caprese, che è il classico, la classica scritta caprese, facendo i faraglioni. Ovviamente vado a chiudere i buchi con un foglio di carta da forno e vado di nuovo a riglassare con lo zucchero a velo, come vi dicevo, con un po' di cioccolato sciolto. Guardate che spettacolo la caprese, con un po' di cioccolato sciolto a bagnomaria, cioccolato fondente o latte, quello che avete. Vado a fare, vedete, i faraglioni con uno stuzzichino e scrivere caprese, in modo tale che vado di nuovo con il cioccolato a fare i contorni, vedete, in questo modo. Come al solito io mi devo complicare sempre un po' il lavoro, che è troppo semplice, poi non è da me. Vado a scrivere caprese. Ovviamente il sac à poche è fatto con carta da forno o cartoleata, potete fare. E voilà ragazzi, vado a scrivere caprese in questo modo e vado a riempire anche i faraglioni e vado a sdoppiare anche la scritta. Ovviamente sempre questo è tutto facoltativo, potete rimanere anche solo con zucchero a velo, o magari fate una spolverata di cacao, o ci sono degli stencil con questa precisa scritta uguale. Io, siccome ricordo sempre questi stencil che esistono nei laboratori, ho memorizzato ovviamente, e vado a riempire anche i faraglioni con il cioccolato per dare colore interno ai faraglioni, in questo caso di colore che mancava con il singolo contorno. E voilà ragazzi, mi raccomando, come sempre, se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi alla mia pagina Facebook Simone Esposito Pasticcere. Vi ricordo di seguirmi sempre su YouTube, che è la mia fonte principale dove sono cresciuto e ovviamente mi sono fatto conoscere. Su YouTube Simone Esposito Pasticcere. Su TikTok, ragazzi, guardate che spettacolo questa fetta. Ovviamente il mio assaggio non mancherà mai. Guardate che fetta spettacolare, bella alta, vi assicuro che è umidissima, una caprese profumatissima e umidissima, ricca di mandorle, ovviamente, come deve essere la caprese, buonissima. Vado a fare il mio assaggio, eccola, guardate, mamma mia, che bontà, che ve lo dico a fare, un sapore spettacolare. Un bacio a tutti, ci vediamo per la prossima ricetta, ciao!